Buongiorno, sono Paolo Puppa e nel ciclo dedicato Arte, Memoria, Storia, Venezia, centrato su 68 e dintorni, ho il piacere, diciamo, di ciaccolare con un amico che è un personaggio illustre, che è Andrea Liberovici, il quale per anagrafe è nato nel 61, quindi non ha vissuto 62, mi scuso, non ha vissuto da ragazzo o da adulto lo tsunami del 68 e dintorni, ma l'ha vissuto in qualche modo nel DNA per contiguità, e vi spiego in che senso, e in qualche modo ne rappresenta l'eredità per molti aspetti della sua ricerca musicale attuale. Primo aspetto, la prima domanda che gli rivolgo è che ci sono due eventi veneziani internazionali, questa doppia valenza, Venezia e il mondo in qualche modo lo coinvolge. Uno è il 65, quando aveva dunque solo 3 anni, ed è uno spettacolo della Biennale teatrale musicale, quindi sempre la connessione tra teatro e musica lo riguarda, e che è Zip, Lip, Lap, Mom, la grande mamma, le maschere contemporanee, è fatto da Scabbia, Giuliano, che da poco è mancato purtroppo, e da Quartucci a Palazzo Grassi, in cui la musica faceva da protagonista in qualche modo in uno spettacolo che era teatrale, di drammaturgia, e si svolgeva senza un asse centripeta, con diciamo, le sedie della platea che erano dislocate mobili, e la partitura drammaturgica puntava un po' a imitare la musica di Maderna e compagni. L'altro è quasi 20 anni dopo, nell'84, dove quando Andrea quindi è già un giovane di grandi speranze e operativo, ed è il Prometeo, la tragedia dell'ascolto, che ha luogo a San Lorenzo con la musica di Luigi Nono e il montaggio drammaturgico di Massimo Cacciari. Quindi, primo aspetto è la ricerca del nuovo, come lui lo ha in qualche modo vissuto. Il secondo punto che vorrei in qualche modo lui si pronunciasse è perché io me lo ricordo bambino, un po' enfant prodige, durante le occupazioni dell'Accademia di Belle Arti. Lui forse non si ricorda, ma era un ragazzino che era come un talismano, veniva in mezzo come un Cristo tra i dottori del Tempio, tra i professori e gli studenti che occupavano l'Accademia, perché sono gli anni diciamo del 77, la seconda grande occupazione dell'Accademia di Belle Arti, che nasce nel 68 come occupazione contro la Biennale, e in mezzo c'è l'uragano Basaglia, c'è l'esperienza fatta con molti studenti dell'Accademia che si recarono a Villa Fulcis Montalban nel Bellunese nel 75, e diciamo Basaglia era reduce dalla grande esperienza con Scabbia nel 73 di Marco Cavallo, cioè l'incontro tra studenti di arte figurativa in senso alternativo, spazi dell'istituzione occupati e l'antipsichiatria. Quindi la seconda domanda è non il nuovo, ma la mescolanza. La mescolanza che in qualche modo presenta gli aspetti di alto-basso, la non ghettizzazione dello specifico artistico, no? E l'incrocio tra le arti e l'incrocio con gli spazi non artistici. Terzo e ultimo, poi mi fermo e lascio a lui la parola, è il DNA mostruoso che è dentro il sistema nervoso e la formazione personale di Andrea, nel senso che Andrea è parte di padre diciamo biologico e figlio di un grandissimo musicista che ha lavorato tutta la vita, breve purtroppo, col teatro, che era Sergio Liberovici, e Sergio ha lavorato nel campo del teatro dell'infanzia, nelle scuole, ha lavorato nel campo dei teatri stabili,
che ha contribuito a formare e fondare il Teatro Stabile di Torino. È stato un ricercatore appassionato della canzone di protesta, assieme a Michele Straniero ed altri, e quindi gli viene attraverso appunto la nonna paterna Treves, tutta la cultura ebraica, il nonno di Andrea è moldavo. Quindi da una parte c'è la presenza di Sergio Lieberovic che mescola le culture musicali in tutti questi aspetti legatissimi al teatro. Dall'altra c'è la madre, altro personaggio geniale, che era Margot Galante Garrone, cognome già un programma, la quale viene dalla canzone d'autore, è stata cantautrice giovanissima, talentuosa, con collaborazioni prestigiose, prima di tutti con Calvino, che poi nell'87 crea quella mirabile espressione del teatrino della fede delle donne, il teatro di marionette, in cui assieme ad altre amiche aveva creato questo teatro bonsai delizioso, con, teatro musicale con marionette. Il terzo influsso geniale è il padre culturale, il padre adottivo, che è stato un mio grande amico, cioè Giovanni Morelli, che univa una curiosità mostruosa in tutti i campi del sapere teatrale e non, e univa delle competenze, diciamo, specialistiche inimitabili sul Settecento come sulla musica contemporanea. E negli spettacoli fatti quando Andrea, e qui mi fermo, crea assieme ad altri come Ottavia Fusco questa specie di movimento, gruppo, formazione del teatro del suono nel 1996, se non sbaglio, escono degli spettacoli esemplari da rap a sonetto l'anno dopo, e in particolare io sono un pirandellista nel 2001 con lo Stabile di Genova, va in scena questo spettacolo mirabile che è proprio applicare Pirandello nel senso stretto, il senso cioè onirico, cioè seipersonaggi.com, che mostra ancora una volta la mescolanza, diciamo, delle discipline legate allo spazio, legate all'immagine, al figurativo e legate al suono. Quindi cerca del nuovo, spazi misti e un DNA composito. In questi tre assi, poi puoi dire, ovviamente, mettere anche altri, questa specie di triangolo scaleno, la tua esperienza sull'eredità del 68. Ok, c'è un nome da, come dire, che ti è sfuggito, che è quello di Sanguineti, che è un altro padre, in qualche modo, un fratello. Sono tanti fratelli maggiori ho avuto, diciamo così, con, no? E con lui, no? Appunto, che poi ho fatto i 6 personaggi, rap, eccetera, e si è aperta tutta quella storia lì. Ma dunque, come ti avevo accennato nella nostra telefonata, io non ricordo quasi sostanzialmente nulla del mio periodo di quando avevo 5 o 6 anni, ovviamente. Ovviamente no, insomma, comunque ho dei ricordi di grande gioia, ecco, diciamo così. Questo sì, io sono venuto a vivere a Venezia con mia mamma e con Giovanni che avevo 2 anni, più o meno 2 anni e qualcosa, diciamo così. E siamo venuti poi a vivere in questa casa dove sto ancora adesso, sono tornato a vivere alle Zitelle, alla Giudecca, che è di fatto è l'inizio dei miei ricordi, diciamo così. Sono arrivato che ne avevo 3 e mezzo più o meno di anni. E Giovanni e mia mamma avevano 21, 22 anni, ecco, diciamo, quindi erano veramente, come si dice, dei pischelli, cioè giovanissimi, no? E allora intanto c'era un mondo che si andava ad ampliare, sempre più grosso, di persone che frequentavano questa casa, no? E non soltanto grandi artisti come sicuramente Luigi Nono più avanti, o il Living Theatre, o comunque tante persone che sono, tanti artisti importanti che hanno transitato, hanno dormito, hanno vissuto in questa casa insieme a noi, ma anche tantissimi amici, pittori, musicisti, eccetera, magari meno conosciuti, amici di Giovanni, che arrivavano così da Bologna. La cosa che più mi ricordo di tutto di questo periodo qua, in realtà sono le porte aperte
di questa casa, ma anche di tutte le case che stavano intorno. Cioè, a parte in inverno che erano ovviamente chiuse, ma dalla primavera in poi tutti potevano andare da tu, cioè i bambini comunque io mangiavo ovunque in case di persone magari così che abitavano qua vicino, che conoscevo, di cui conoscevo la figlia, i figli, eccetera, e viceversa venivano, riempivano la casa, no? E poi la cosa che ovviamente non accade più, tant'è che insomma questa zona poi peraltro della Giudecca, che è la zona delle Zitelle, era particolarmente una zona così popolare, ma adesso insomma ci sono i vari Prada, Elton John, e tutta questa ci sono un sacco di come dire, telecamere sparse ovunque, ma non ci sono più persone, perché poi queste persone non comprano i palazzi, ma poi non ci vengono ad abitare. E in tutto ciò, Giovanni, ecco, questa cosa qua l'ho, come dire, realizzata successivamente, diciamo così. Però era, come tutti sappiamo, una persona di una straordinaria intelligenza. Non si è mai posto in modo competitivo, cosa con il padre biologico, con Sergio. Infatti anche Sergio viveva per dei lunghi periodi qua insieme a me, a Giovanni, e io non avevo mai percepito, non ho mai percepito quello che immagino possano essere state delle tensioni così interne, no? Ma insomma la casa è grande, evidentemente se avevano delle cose da dirsi se le dicevano in un'altra stanza, e io non ho mai percepito nessun tipo di conflitto. E già questa cosa è qualcosa che, vista a posteriori, era qualcosa già strutturata, pensata e organizzata da Giovanni in qualche modo, che non si è mai posto come padre nei miei confronti, o come padre adottivo, ma come fratello maggiore in qualche modo, o a volte anche minore, nel senso che quando giocavamo a dei giochi folli di tirarci delle robe per strada o di correrci dietro, cose così, forse per certi aspetti era più giocherellone lui di quanto non lo fossi io, no? Eccetera. E quindi questa impostazione proprio della modalità in cui, come dire, formarmi, cioè comunque perché questo era qualcosa che comunque stava anche nella sua responsabilità, visto che poi comunque mio padre viveva a Torino e io vivevo con Giovanni a Venezia. E credo, allora, e sostanzialmente, se appunto a posteriori, credo di essere stato il primo allievo di Giovanni, in qualche modo, perché le sue modalità, che poi ho scoperto successivamente, di insegnamento e cose che ha applicato poi con tutti i suoi studenti, allievi, eccetera, che ancora adesso si ricordano, non erano mai state con me non erano mai state delle modalità in positivo, ovviamente. Lui faceva un po' come Hansel e Gretel, faceva cadere delle cose in giro per casa, no? Dei suoni, delle musiche. Se io mettevo nella mia stanza i Rolling Stones, lui mi faceva sentire dall'altra parte Frank Zappa, che era qualcosa di simile, ma non era la musica mainstream dei Rolling Stones, ma era già, come dire, un aspetto un pochino più complesso della musica, no? E anzi sicuramente molto di più, con delle derivazioni rock, no? E quindi mi agganciava con questo aspetto rock, che però era il rock di Frank Zappa, che a sua volta si agganciava a Edgar Varese e ad altre modalità, no? di pensare la musica nel Novecento. Quindi tanto questa figura qua è stata per me fondamentale, no? Diciamo così, perché e anche successivamente, quando poi sono andato a vivere intorno ai 20 anni a Genova, lui mi mandava, mi ricordo, questi pacchi che mi arrivavano dalla Cini, o non solo dalla Cini, ogni tanto, ogni paio di mesi, così 2 mesi, mi arrivava una partitura, no? E mi faceva conoscere delle cose che magari lì per lì trovavo noiosissime, tipo, non so, mi mandava della partitura di Feldman, e io, non so, a 26 anni dicevo: "Che 2 palle Feldman, non è possibile, noiossissimo così", e adesso io ovviamente l'adoro, no? Da parecchio tempo anche, no? E quindi lui mi mandava dei suggerimenti, no? E questa cosa qua era, credo, anche qualcosa che c'era lì, cioè credo che ci fosse anche proprio così nello spirito del tempo, se si può dire questa roba così retorica, cioè vuol dire
In realtà io ricevevo moltissimi input con questa modalità, cioè, no? Quindi di lasciare delle tracce e di farmi ragionare su delle cose e non mai imporre nulla. E questo secondo me era qualcosa proprio di quel periodo lì, a parte che era una cosa tipica ormai di Giovanni, ma insomma era qualcosa che accadeva un po'. Non so, questo mi puoi anche dire te se è vero quel che ti dico o no. Cioè io questa cosa qua la percepivo anche da tutti i suoi amici o anche dai compositori che arrivavano a casa. Cioè, Corrisponde perfettamente. ok, cioè era raro sentire il compositore che suonava il suo pezzo, ma era più facile trovare un compositore che mi prendesse in braccio vicino al pianoforte e cominciassimo a suonare e improvvisare delle robe insieme, no? Ecco, e magari il compositore era Zweisky, cioè voglio dire, poi dei giganti, no? Però io che ne sapevo, e questa era la loro modalità, no? Perché la musica era veramente quello per cui si viveva, diciamo così, proprio la costruzione delle musiche, e per poi non parlare di quando poi è arrivato Cage, che lì ha ampliato ancora di più, no? Lo spettro, per cui tutto è musica, tutti i suoni sono musica, eccetera, eccetera, e quindi anche lì, insomma, ha continuato ad aprirsi il mondo. E si è poi radicalmente chiuso alla fine degli anni '70, diciamo così. Infatti è stato quello anche per certi aspetti, per quel che mi riguarda perlomeno, un aspetto piuttosto scioccante e duro, no? Perché poi si comincia il conservatorio e io comincio il conservatorio. Ah, ti devo raccontare una piccola aneddoto molto carino sul mio ingresso al conservatorio con Giovanni, perché è un aneddoto piccolo ma che secondo me chiarisce, chiarisce una persona. Andiamo all'esame per entrare, insomma, dicevo così, e arriva questo maestro di viola, alto, grosso, io sempre piccolino, insomma così, alto e grosso, che mi prende le mani, no, per guardarmi se erano delle mani che potevano diventare poi le mani di un violista, perché il violino è più semplice, si può avere anche la mano un po' più piccola, ma per fare il violista bisognava avere poi nel futuro, sviluppare la mano. Allora mi prende questa mano, tra le sue, e io sono profondamente imbarazzato da questa cosa qua. E Giovanni percepisce immediatamente questo aspetto, che era con me, e allora mi fa con lo sguardo, mi fa, come dire, guardagli le scarpe. E questo signore, questo professore così, aveva delle scarpe da tennis, scarpe da tennis. E questa cosa immediatamente mi ha rilassato, no? Perché ho detto, ah vabbè, è uno dei nostri, no? Era questo il sottotesto di Giovanni. Con uno sguardo mi ha fatto capire che potevo stare tranquillo, perché Giovanni Micheli, questo meraviglioso maestro, e poi ne ho avuto un altro successivamente, Vismara, sempre di viola, sì, aveva questo aspetto così un po' burbero, ma in realtà era un musicista meraviglioso e questo però Giovanni aveva intuito il mio imbarazzo, aveva intuito questa cosa e con uno sguardo mi aveva aiutato a risolverla, no? Diciamo così. Però ecco, l'arrivo al conservatorio dove arrivavo da questa casa, per cui, come dire, Schoenberg era sicuramente uno dei compositori più studiati, più amati, eccetera. Ma il conservatorio, cioè, non prevedeva nemmeno Mahler, no? Voglio dire, Mahler era ancora una roba che non funzionava, ecco, diciamo così. E un altro ricordo che posso darti, che salto un po' di pala in frasca, come dire, almeno temporale, però che significa bene quello che voglio dire, nel momento in cui c'è stato il funerale di Luigi IX in campo Santo Stefano, l'allora direttore del conservatorio Davide Liani aveva impedito ai ragazzi di andare ad assistere a questo funerale, dove c'era ovviamente tutto il mondo, non l'Italia o Venezia, ma il mondo, erano arrivati dappertutto, perché Nono non si era diplomato, no? Al conservatorio, quindi non era considerato un compositore. E stiamo parlando, io ovviamente l'avevo già finito da mo' il conservatorio, voglio dire, no? Però, ecco, però l'impronta era questa. Quindi io mi trovo profondamente scisso tra questi due aspetti, no? Di questa grande apertura in cui sono nato, cresciuto, eccetera, per cui la musica
Imparare la musica in un conservatorio voleva dire, come semplicemente dal mio punto di vista, approfondire quello che in qualche modo era già stato ampiamente seminato, diciamo, e invece mi ritrovavo che tutto ciò che era stato seminato era qualcosa che non andava bene, insomma, che non funzionava. E non a caso io dopo poco mi sono tinto i capelli di rosa e ho cominciato a fare del rock and roll, insomma, e questo era, diciamo così, quello che doveva accadere in un, ovviamente dedicato al conservatorio, non certo a Giovanni e a Margot. Detto ciò, Scusami Andrea, un attimo solo. Tra le tue formazioni c'è anche Katy Barberian per la parte sì, della voce? sì, successivamente, questo sì, successivamente, a metà, sai, i primi anni '80 credo, esatto. Sì, ma in realtà con lei avevo fatto un corso, lei teneva dei corsi, un corso a Montalcino sulla voce in stile musical, ed eravamo diventati, ecco, lì avevo ritrovato, diciamo così, un altro Giovanni, un'altra Margot, cioè quelle persone, come dire, che gioivano della musica. La musica era un processo di gioia costante, insomma, no? E non una regola ferma e fissa e così da seguire. E quindi sì, con lei sì, ci siamo frequentati in realtà poco. Ho fatto questo corso di una quindicina di giorni, ma eravamo in pochissimi, quindi c'era poi modo di stare con lei. Poi lei sapeva appunto, insomma, conosceva il mio babbo, insomma, era un po' di famiglia, ecco, diciamo così. Quindi c'è stato un rapporto molto molto bello che poi anche successivamente siamo sentiti, visti, eccetera. E poi purtroppo è mancato dopo poco, insomma. Sì, comunque Katia sì, beh, era un altro gigante, no, di questa cosa qua. Quindi è vero che io per molti aspetti, al di là di questa zona in cui così di ribellione secca, fatta così anche un po' così, ovviamente naif, diciamo così, poi in realtà io ho sempre, come dire, pensato, come tutte queste forme di unione fra le varie discipline artistiche, diciamo così, che c'erano, cominciavano a emergere. Questo io lo percepivo, no? Perché c'erano attori che suonavano benissimo, no? In casa, voglio dire, che suonavano benissimo anche uno strumento e che dipingevano. C'è questa mescolanza, no? A cui tu hai accennato. È qualcosa che sta, per certi aspetti, cominciando ad emergere adesso nella sua potenza, e gli aspetti sono che ci sono degli strumenti ora che possono integrare varie discipline insieme, che sono le tecnologie, diciamo così, e per paradosso, e questo è veramente un grande paradosso, in realtà si usa sempre delle nicchie identitarie molto precise, cioè voglio dire, il violinista fa quel repertorio e suona solo quello strumento e non si azzarda, no? Perché sempre di più stiamo, solo per dei problemi di carattere, come dire, economico, no? Sapere qual è la tua nicchia, no? Qual è il tuo ruolo, questo. Allora, e non puoi fare tutto il resto, quando per paradosso, voglio dire, adesso abbiamo delle macchine, degli strumenti che ci possono aiutare a far sì che quei sogni, quelle intuizioni, quelle cose che c'erano appunto nel 68 in quella zona lì, possono ora finalmente trovare cittadinanza e costruirsi e fare. Non sono l'unico, ce ne sono già comunque tanti di compositori o autori che approfondiscono e giocano con varie cose, no? Tra la scrittura, il suono, i suoni, la musica, l'arte visiva, eccetera, ma anche proprio non solo come lavori di gruppo, ma anche come lavori singoli, ecco, diciamo così, di singole persone che approfondiscono questo tema. Ma questo tema è nato lì, in quel periodo lì. Poi si sono chiuse le porte e adesso continuano sostanzialmente a essere chiuse. Ecco. Per riprendere anche l'altro aspetto, il rapporto problematico con le istituzioni, da un lato cercarne la committenza, quindi un rapporto, diciamo, di essere garantito come artista, ma dall'altra questa utopia ogni tanto che risorge di cercare altri destinatari, altri spazi che non siano quelli specialistici, elitari. Ecco, come l'hai vissuto? Questa è una tipica eredità dialettica del 68. È stato ed è, continua ad essere comunque un aspetto non risolto e comunque difficile, ma soprattutto poi in Italia in realtà.
Cioè, l'Italia è veramente molto piccola da questo punto di vista, proprio anche come zona geografica rispetto ad altre zone, no, voglio dire, altre parti del mondo. Perché è proprio fatta è costruita da non so, l'hobby può essere una cosa, però è una realtà, voglio dire, non è una cosa dispregiativa, insomma. Ci sono tanti piccoli gruppi di potere che gestiscono di volta in volta, poi anche spostandosi così, tra vari enti, gestiscono le stagioni teatrali, le stagioni musicali, eccetera, eccetera. Siamo ancora molto, cioè tutti quelli che sono i cosiddetti, quelli che vengono chiamati adesso teatri nazionali, ma anche quello che vuol, insomma, quelli pubblici. È difficile che cioè c'è una grande si continua a restaurare qualcosa che non esiste, non so come dire. E quindi non è così semplice, trovare delle commissioni, a volte poi piano piano sono cominciate ad arrivare anche da sole, voglio dire, però è sempre un po', cioè non rappresentando io nessuna compagnia tipo l'Avia, non so, per capirci, che quindi ha, come dire, queste 3 spettacoli nuovi tutti gli anni da da 40 anni, voglio dire. Lui come tanti altri, bravissimi, per nulla in contra, ecco, però che sono assolutamente dentro una scatola molto precisa, ecco, insomma non si rompono non si rompono più le scatole, ecco, mettiamola così. E questo credo che sia un peccato e sia qualcosa anche appunto di molto italiano, perché io ho avuto molte più possibilità di sperimentare, di giocare, di fare delle cose, per esempio in Francia con il GRM, questo gruppo di ricerca musicale. Allora io mi sono cercato nel corso del tempo, diciamo così, degli interlocutori che mi ispirassero, fra cui appunto ho avuto un lungo periodo con Edoardo Sanguinetti. In realtà sarebbe potuto continuare, lui è mancato, però insomma per 15 anni in qualche modo abbiamo realizzato 15 progetti diversi, da dei libri un balletto a 4 spettacoli, eccetera. A cose più episodiche, però molto importanti per me, no? Per cercare di riallacciare questa cosa, questo ponte tra il 68 e la realtà odierna, che è stato il mio lavoro con Judith Malina e con Hanon Resnikov, ma soprattutto insomma con Judith, che è un lavoro che ho fatto. Anche qui c'è una storia molto divertente. Io avevo chiesto a Judith, che non conoscevo, gli ho chiesto un appuntamento, me l'ha dato, di registrare una strega del Macbeth, questo Macbeth remix che poi abbiamo fatto a Spoleto, abbiamo aperto a Spoleto nel 98. E lei, non ci conoscevamo, ha registrato questa cosa, che peraltro è una registrazione, cioè, che fa venire la pelle appena entra la strega Judith Malina, la voce, cioè, si ferma tutto, perché è una roba di una potenza semantica, ma incredibile. Va bene. Lei arriva viene a vedere lo spettacolo a Spoleto e alla fine dello spettacolo era entusiasta, dice questo è il vero Piscator, eccetera, tutto così, mi attribuiva queste robe. C'è anche un video da qualche parte, quindi non sto millantando nulla, dove mi dice che so appunto il nuovo Piscator, tutta questa roba qua, e comunque mi dice: guarda, quando vuoi, io sto per partire per New York, quando vuoi vieni da me, perché ho un regalo per te. A casa, e io 10 giorni dopo ovviamente ero a casa sua a New York, questo non ci pioveva, e lei mi ha detto: il tuo regalo è in quell'armadio. Apro questo armadio e mi cadono addosso veramente, credo, centinaia di bobine, musicassette, e di bobine vecchie, quelle proprio da Revox, no? Quelli su bobinoni così. E io dico: vabbè, è qua dentro, in mezzo a questo casino, il mio regalo è questo. E dice: c'è una cosa che tu devi trovare. Ho passato la giornata a cercare questa cosa qua e a un certo punto tiro fuori questa scatola e c'è scritto a matita Marrying Maiden John Cage. La guardo e dico: è questo quello che tu volevi dire? E si è fatto la risata. In sostanza c'erano le prime le musiche di scena che ha fatto John Cage per il Living nel 57, credo. Quello lì era un nastro quindi preziosissimo.
ed era fatta proprio con l'I Ching, cioè che era la prassi di, appunto, di John Cage, quella di tirare delle monete e attraverso il calcolo, queste cose qua, costruire una struttura assolutamente libera, diciamo così, no? Vincolata solo da questo lancio di monete. E dentro questo nastro, quindi fatto di tantissimi frammentini attaccati con lo scotch, credo proprio da John Cage medesimo, voglio dire, io gli ho chiesto ovviamente di digitalizzarli, cosa che ho fatto, perché lei non mi dava, mi regalava questa opportunità, ma non mi regalava il nastro, diciamo così, quindi io l'ho digitalizzato e da questa cosa qua ho costruito questo concerto a Parigi che si chiamava 64, come gli esagrammi degli I Ching, dove praticamente c'era questo dialogo tra queste voci, queste cose che arrivavano da quel passato lì, cioè dal pre-68, diciamo così, però in realtà poi ho preso anche tante altre cose che mi hanno dato loro, altre cose, quindi anche cose più recenti, diciamo così, di suoni, eccetera, eccetera, e ho costruito questo pezzo dove c'era questo dialogo fra memorie fissate, quindi i nastri, e le memorie presenti, che era lei in scena, che insieme a Ottavia Fusco e a Hanon Reznikov, ma sostanzialmente poi lei era il centro ovviamente di tutta la cosa, questo dialogo tra le memorie rimanipolate, eccetera, e loro. Poi abbiamo fatto anche un tour abbastanza importante con quella cosa lì, siamo venuti anche in Italia, eccetera, e poi vabbè, insomma, abbiamo fatto altre cose. Però quindi l'imprinting del 68, diciamo più così, pur inconsapevolmente, non ero consapevole, per me quella lì era la realtà, non era una cosa eccezionale, no? Del 68, e bisognava essere così. Io per primo giravo vestito di tutti i colori, perché era normale, diciamo così. Ho cercato di questa libertà, che poi voleva dire sostanzialmente, libertà dal bigotto, dalle forme, eccetera, eccetera, eccetera. Ho sempre cercato in qualche modo di ricostruirla. E se posso tornare al tuo sodalizio artistico con Sanguinetti, che è uno dei punti dominanti della tua esperienza, in questo ha qualcosa del 68, cioè l'abbassamento della autorialità gerarchica, il lavoro del gruppo, del team, cioè come avveniva la interazione tra la scrittura, questo immenso scrittore, diciamo, un po' difficile per certi aspetti e per altri invece gradevolissimo, è stato anche un poeta innanzitutto Edoardo, e il momento tuo che ti firmavi come regista, il momento cioè in cui venivano assieme quasi in modo paratattico, non ipotatico, cioè orizzontali, l'autoralità della scrittura con quella dello spazio, del suono e dei corpi. Ma in realtà non soltanto, alcune cose, fra cui appunto questo Macbeth Remix l'abbiamo proprio firmato anche insieme dal punto di vista della autorialità, non so se si possa dire, ma comunque, perché io poi costruivo la drammaturgia. Allora, come funzionava? Funzionava che lui mi dava, c'era stato, come dire, una regola di ingaggio iniziale, e su quella poi ci siamo basati per 15 anni, no? Vale a dire, io ti do i materiali verbali, okay, che possono essere già cose scritte o cose nuove che scriverò, che sto scrivendo, rispetto a un progetto. Cioè, allora, rap gliel'ho proposto io, sonetto per esempio me l'ha proposto lui, ok? Questo per dire, c'è questa sorta di ping pong. Cioè mi era venuta questa idea di immaginare, diciamo così, il rap come una forma ulteriore di Sprechgesang o di quello che vogliamo, insomma, questa necessità di dover, di volere, insomma, usare i versi e le parole dal punto di vista sonoro, no? Innanzitutto, no? Vabbè. E lui è rimasto molto interessato a questa cosa. Io gli avevo chiesto di scrivermi un rap e lui mi ha detto no, scriviamo rap, cioè facciamo uno spettacolo, non una canzone, un song di 3 minuti. E quindi è lui che poi ha rilanciato la cosa. E quindi sono andato a casa sua, da lì in poi lui mi ha detto, io ti do, lui aveva scelto per questa cosa qua come tema la smorfia napoletana, e comunque quindi un lavoro che lui aveva già fatto sull'inconscio e sul caso, eccetera, e mi ha dato dei blocchi di testo, quello che lui appunto chiamava dei materiali verbali, e la regola di ingaggio era: fai quello che ti pare con questa roba qua.
smontala, rompila, usa solo una sillaba e per tutto lo spettacolo fai quel cavolo che vuoi, ma non puoi cambiare le parole. Cioè, se è casa non puoi dire maison. Io ho scelto casa, tu puoi romperla, puoi fare SH, puoi fare un rutto dentro quella roba, quello che ti pare rimane comunque l'ho scritta io e tu smontala, e questo veniva sicuramente anche, come dire, da una prassi di cioè Berio e loro, insomma, Labyrinthos e queste cose qua funzionano così, che ci sono poi alla fine i suoni delle parole più, si capisce poco quello che viene detto e anche come viene strutturato. Fai quello che ti pare, però non cambiare le parole che ho deciso di utilizzare. E questo era, per cui allora, il rap c'era, così un po' ovviamente di giusto anche timore totale rispetto, infatti lui continuava a dire: "No, non venire qua a farmi sentire delle cose, tu falle, fa quello che vuoi nel modo più assoluto". E poi a un certo punto è scattata la cosa, ha detto: "Sì, se tu mi dici così io mi sento libero, libero". Boom! E da lì in poi non ci ha più fermato nessuno, nel senso, no, lui veniva poi alla fine veniva a vedere gli spettacoli e punto, non partecipava mai alla costruzione poi della messa in scena o delle cose, c'era una straordinaria fiducia. E questa cosa qua, cioè, che qua, se posso raccontarti un piccolo aneddoto che è molto divertente, alla prima di Rap, voglio dire, arrivano, che era la prima cosa che facevamo insieme, arrivano in camerino Edoardo con Luciana, che Luciana, la moglie, che era molto sospettosa nei miei confronti, no? Non so per quale ragione così, però la prima a sentenziare è stata lei dicendomi: "Ero sicura che fosse una porcata". È inizia ha iniziato così, cioè. Però come sempre Edoardo ci vede lungo, dice. Fine. Da lì abbracci e da lì poi non ci siamo più fermati. Ecco, diciamo così. Cioè è stato l'esame. Senti, un'altra curiosità che in qualche modo coinvolge Margot, la mamma, ehm, e anche tuo papà, diciamo, quello naturale, Sergio. Com'è stato il tuo rapporto con la canzone? Nel senso che, alla Giudecca, dove tu hai appunto l'esperienza della casa principale, ci stanno anche, diciamo, tutte le esperienze sessantottine di Bertelli, di D'Amico. Tra l'altro Gualtiero Bertelli è quello che ha inaugurato questo ciclo di Ciacole sul 68 veneziano. Cioè tua mamma e, a modo diverso, tuo papà, entrambi hanno molto lavorato sul recupero della canzone di protesta, della canzone con dei temi, diciamo, politicamente molto impegnati. Tu in qualche modo ti sei più accompagnato a una scrittura di canzone elitaria, sofisticata, ti chiedo. Ma allora, anche qui, sì, beh, loro, sai, mio padre e Margot e Michele Straniero, e poi a seguire appunto si sono integrati Calvino, cioè, Fortini, eccetera, voglio dire, hanno costruito quella che si chiama appunto che si chiamava il Cantacronache, che è stato, diciamo così, un manifesto, una cosa su cui poi si sono ispirati, cioè io ho sentito da De Andrea, De Gregorio e cose, tutti ci siamo ispirati lì, cioè siamo partiti da lì poi di fatto, no, perché non esisteva proprio la canzone d'autore all'epoca, e soprattutto una canzone d'autore, come dire, militante tendenzialmente, no, perché non so, Dove vola l'avvoltoio, ci sono quelle canzoni lì che sono proprio, vabbè. E queste cose c'erano in casa, no, beh, c'ho trovato proprio qualche giorno fa una fotografia di me piccolissimo, veramente con un'enorme chitarra elettrica in mano che mi era stata regalata per non mi ricordo quale compleanno, no, quindi si cantava molto, si cantava insieme, si suonava insieme in questa casa. E anche poi quando sono passato al conservatorio, magari non cantavamo più le canzoni di Lotta, ma voglio dire che suonavamo insieme con Giovanni, io il violino, Giovanni il pianoforte e mia mamma il violoncello, perché per un lungo periodo mia mamma ha suonato il violoncello, peraltro anche molto bene. E quindi facevamo dei trii, eccetera. E
Poi, ecco, la prima parte che è appunto il Cartacronache nasce a Torino, qua si sviluppa con appunto anche la Luisa Ronchini, era stata una persona, cioè, proprio di casa, sempre gualtiero assolutamente, d'amico, insomma c'erano la Magro, non mi ricordo come si chiama, insomma l'amica della Ronchini, della Luisa. Insomma, ci si andava in vacanza insieme, non so, c'era un rapporto molto, molto stretto e si cantavano e si scrivevano canzoni anche insieme. Cioè io l'ho sentito fare questo, adesso non ti saprei dire quale canzone o cosa, però c'erano delle riunioni di cantanti in casa notevoli. Ecco, E diciamo. scusami, la Luisa poi a sua volta era la moglie di Romano Perusini, pittore Gigante. importante all'Accademia delle Belle Arti che ha costruito sulle sue canzoni immagini pittoriche astratte su Marghera e la città operaia. Sì. Eh beh, Romano era un altro, perché capisci, queste persone per me erano tutti degli zii, non so, dei parenti, non so, cioè io ci giocavo con queste persone da piccolino e mi facevano, ci divertivamo molto. Romano era una delle persone che mi faceva più ridere, mi metteva più di buon umore di tanti altri, insomma, era una persona molto molto carina. Sì, sì. Tutto ciò accadeva. Allora, questa casa era una casa così, sonora, musicale, e spero che lo ritorni ad essere, insomma, diciamo così. Senti, abbiamo quasi raggiunto il tempo non tanto blindato dallo Zoom, ma della ricezione dello spettatore che dopo magari cerca il telecomando per cambiare. Hai un'ultima cosa che puoi dire sulla tua eredità in diretta sessantottina che vorresti lasciare ai posteri? Sì, beh, siamo nati per divertirci. Quindi tutte le volte che ci diamo delle zappate addosso, stiamo facendo qualcosa che non funziona. C'è questa idea edonistica di musica come gioia. Come gioia, come gioco, come modalità per interpretare quello che sta accadendo. La musica mi dispiace, cioè, era successo, vado sempre per aneddoti come i signori molto anziani. Quando con Sanguinetti ho fatto Sonetto, mi sono trovato sono andato a conoscere Vittorio Gassman, perché aveva registrato uno dei sonetti che poi mettevamo. E lui mi aveva detto una cosa molto interessante, perché lui mi aveva detto: mi raccomando, non metterci la musica sotto la mia voce, ok? Non deve esserci, deve solo sentire la mia voce. Ho detto: maestro, va benissimo, chiude lo spettacolo e tutto va bene. Perché dice: la parola è la moglie, la musica è l'amante, mi ha detto. Ed è molto più pericolosa la musica che non l'amante, che non la moglie. E io ritengo che sia molto più interessante l'amante tendenzialmente come concetto, se la musica l'amante. Quindi se il modo per capire il mondo lo facciamo attraverso la musica, magari risolviamo qualcosa di più. Volevo tacere, ma ancora una curiosità che ti riguarda. Tu hai nominato appunto nell'universo, nella bibliografia musicale dei massimi, da una parte Kurtag, che è uno dei cavalli di battaglia di Giovanni, e dall'altro John Cage, che aprono, secondo me, due percorsi diversi e tu dovresti scegliere tra i due. Da una parte l'eufonia, perché Kurtag, come Ligeti, come altri grandi autori contemporanei, spesso produce dei suoni che sono paradisiaci, incantevoli della lettera. Dall'altra Cage porta al rumore invece, cioè la musica che recupera il quotidiano in tutti i suoi aspetti provocatori, rumoristici pure. Ecco, tu magari li metti assieme, ma dovendo scegliere tra le due, tra la eufonia e l'antifonia, dove sei orientato? Beh, tra tutte e due, nel senso, mi rendo conto che sia un po' una, come dire, una risposta un po' democristiana, però voglio dire, vabbè, per ricordare questo periodo storico. Ma io sono del parere che ogni nota, come dire, sia una sorta di vestito elegante, che sotto il vestito c'è una sottoveste che è ciò che chiamiamo suono, e sotto la sottoveste c'è il rumore, ok? Che
che è il corpo, che genera tutto, no, voglio dire. Quindi la nota, le note sono, voglio dire, delle cose eleganti, voglio dire, e poi lentamente andiamo a spogliare questa cosa, tant'è vero che, voglio dire, vabbè, si possono aprire tanti altri discorsi, non voglio. Ma insomma, quindi mi interessa molto sondare così le origini, questi corpi nudi, diciamo così, che comunque al loro interno contengono degli aspetti di narrazione molto chiari, perché se tu senti ogni rumore, diciamo così, ci evoca delle cose molto precise, una lattina che carica, cioè come dire, attiva l'immaginario in modo. Non così tanto lo fa una singola nota, no? Ok? Perché ha bisogno di essere intrecciata da altre cose, mentre un rumore, diciamo così, anche breve, può immediatamente essere contenere dentro di sé una narrazione interessante. Quindi non lo so, io ritengo entrambe le cose. A me interessa molto il rumore, mi interessa molto anche appunto l'utilizzo delle note più come citazioni di come appunto dei vestiti antichi per certi aspetti, dei vestiti, dei costumi, dei costumi di scena bellissimi che possono ancora creare dei movimenti, e in questo senso qua Kurtag mi piace molto, perché lui, come dire, se prendiamo queste metafore, lui ti fa sempre vedere un gesto con un frammento, no, di questo abito, ma poi ritorna nel buio. Quindi io direi tutti e tre. Quindi da una parte, quello che diceva Pirandello, l'uomo è un animale vestito, quindi l'idea dello striptease di questa vestizione, e dall'altra anche la metamusica. Ti ringrazio, Andrea, a nome dell'Associazione per Venezia Consapevole. Grazie veramente di cuore. Grazie a te, grazie a voi. A presto.